Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Il giornalista Umberto Chiariello, nel suo consueto Punto Chiaro su Radio CRC, ha commentato: «È incredibile quello che sta succedendo. I tifosi che vogliono vedere il Napoli a Pisa non sanno ancora quando potranno andarci. Ma, intanto, Pisa è diventata inaspettatamente un palcoscenico molto delicato. Perché così delicato? Perché dobbiamo assicurarci il secondo posto e, soprattutto, la qualificazione alla Champions League. E nessuno immaginava che, vista la posizione del Napoli in classifica e il calendario della squadra, soprattutto sapendo che Maradona è una fortezza inespugnabile, il Napoli sarebbe crollato a questo punto. 5 partite e 5 punti, 2 pareggi risicati contro Parma e Como. L'unica vittoria netta è stata contro una squadra cremonese che... Francamente, non avremmo potuto incontrare una squadra più disattenta e tatticamente incompetente, perché è una squadra che ha bisogno di salvarsi e, quantomeno, parcheggiare l'autobus davanti alla porta, quantomeno giocare in modo difensivo con il portiere e provare a ripartire in contropiede di tanto in tanto. Invece, la cremonese ha deciso di giocare a uomo a San Siro. Paolo Maradona, con 5 occasioni in 5 minuti. È stata una follia. Io, presidente della Cremonese, ho licenziato l'allenatore dopo 2 secondi, ma forse ha fatto bene a mantenere la calma, e forse Giampaolo ha salvato la Cremonese a spese del Lecce. Ora, un solo punto separa le 2 squadre, ma il Napoli è crollato. La sensazione è che ci sarò lunedì, ma non ci sarò domenica alle 12:30. A quell'ora giocano. La confusione è il risultato di una serie di errori commessi dalla Lega. Il sindaco è stato chiaro, speriamo che quella sia la data. Se fossi il presidente, non presenterei nemmeno la formazione. Ci sono 5 squadre che giocano in Champions League, per un valore di 80 milioni di euro, e la partita è alle 12:30? Questo non è calcio. L'Inter è tecnicamente più forte, ma avrebbe potuto rimanere in partita. Riguardo alla sconfitta contro l'Inter, ci siamo preparati alla partita riducendo la pressione nel primo tempo, perché loro hanno perso un po' di aggressività nella ripresa. Il primo tempo è stato molto organizzato, ma abbiamo fatto tutto da soli. La partita si è fatta difficile, abbiamo avuto delle occasioni per rientrare, ma non ci siamo riusciti. La partita avrebbe potuto essere diversa, pur sapendo che loro sono tecnicamente più forti. Sarri commenta le voci che lo riguardano, tra cui quella del Napoli. Ha poi affrontato le voci sul suo futuro, con il Napoli indicato come possibile destinazione. Non sono preoccupato per il mio futuro stasera, è una questione aperta tra le 2 parti. Mi dispiace per i ragazzi, ho notato un'atmosfera difficile. Mi dispiace per i tifosi, sono venuti tantissimi stasera. È stata una grande stagione, ma stasera abbiamo avuto un po' di complicità. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!